Volevo portare comunque all'attenzione dell'Aula, ma credo che sia noto a tutti quello che sta succedendo in questi giorni dopo ovviamente l'entrata in vigore delle misure diciamo, che hanno previsto l'estensione del Green Pass anche in ambito lavorativo e che hanno riguardato anche il servizio di trasporto pubblico Sì, sì, adesso locale. tocca a lei. Tocca a te. E sui siti dell'azienda TPL-FUG SCARL che gestisce il servizio abbiamo visto quella che è la situazione, anche se ovviamente basterebbe leggere un po' di commenti anche di quelli che sono poi gli utenti del servizio che stanno avendo moltissimi disagi. Io, come scritto nell'interrogazione, ricordo che stiamo parlando di una riduzione del servizio pari al 20% per quanto riguarda il servizio urbano nell'area di Gorizia, così viene definita dal gestore, di circa 600 corse nella provincia di Udine, 200 a Pordenone e praticamente altrettante sono anche, e soprattutto altrettanti sono i disagi anche nell'area di Trieste, dove ovviamente molti utenti, oltre a segnalare la mancata frequenza di corse che a Trieste sappiamo essere molto diciamo importante, sostenuta anche durante tutto l'anno in condizioni ordinarie. I disagi maggiori si sono avuti laddove proprio si sono cancellate intere corse che non hanno permesso neanche alle persone anziane con disabilità, mamme e quant'altro, di percorrere le vie della città di Trieste che non sempre sono pianeggianti nonostante sia una città che si affaccia sul mare. Pertanto abbiamo ritenuto di chiedere all'assessore quale sia la situazione anche in merito alle disposizioni contrattuali ovviamente che prevedono questo servizio, anche perché, Assessore, in ormai 5 giorni dall'entrata in vigore non abbiamo letto un solo comunicato stampa della Giunta regionale su quanto sta succedendo, per cui le diamo l'occasione ovviamente per dire anche quella che è la vostra posizione sul tema. Grazie. Sì, prego, Assessore. Sì, grazie. Beh, è chiaro che c'è stata un'attività da parte della Giunta, in particolare del sottoscritto, per riorganizzare il trasporto pubblico locale e ancora più in particolare quello studentesco nelle ore di punta, quelle dalle 7 alle 8 di mattina, da mezzogiorno all'1:30 di pomeriggio. Un'attività che ci ha visti impegnati su una serie di incontri in video, non solo, sia con le aziende di trasporto sia con la prefettura, perché poi dobbiamo sempre ragionare che il prefetto, come è previsto per decreto, è quello che coordina tutta l'attività per quanto riguarda il rientro degli studenti. Vado un po' sul dunque dicendo che solo l'8 ottobre del 2021, quindi appena trascorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto in cui appunto si prevedeva il Green Pass. La Regione si è fatta attiva anticipando l'entrata in vigore di tale provvedimento, richiedendo alle aziende del TPL di organizzarsi, ancora prima appunto che uscisse il decreto, per minimizzare eventuali impatti negativi determinati dalla presenza del personale non in possesso di Green Pass, operando parallelamente da tale data in stretto coordinamento con il prefetto. Per la raccolta dei dati su base regionale, riferiti ovviamente poi alle 4 province o ex province, che sono stati poi trasferiti poi ovviamente al prefetto stesso. La raccolta è stata operata in 2 diversi momenti, antecedentemente alla data del 15 ottobre in via provvisoria, dopo il 15 ottobre per evidenza del primo giorno di obbligo di Green Pass, per capire qual era la situazione reale. La riorganizzazione dei servizi da parte della società TPL, attuata dalla base dei dati raccolti, pur determinando la soppressione di un numero consistente di corse, pari al 19,7%, causata dal consistente numero di assenze di autisti, 388, pari al 27,8% del totale, riferita sia in assenza di Green Pass sia a malattia e ad altre cause, ha consentito comunque di assicurare
a tutti i territori collegati per i servizi scolastici. C'è una tabella di seguito che ovviamente magari dalla risposta la faccio leggere. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, l'autostazione dei servizi sulla linea Sacile-Magnago ha consentito al momento di assicurare la regolarità degli altri servizi ferroviari gestiti da Trenitalia. Lo stesso per la FUC. Al fine di ridurre per quanto possibile gli impatti verso i viaggiatori, è stato inoltre chiesto alle aziende TPL di assicurare la necessaria preventiva informazione e assistenza, tant'è che hanno messo su tutti i siti i vari soppressioni di linee. Da quanto sopra emerge è evidente che in un contesto di gestione attiva da parte della Regione in sinergia con la Prefettura e le aziende TPL ha consentito di conterminare le criticità derivanti dalla rilevante assenza di personale di guida. Al momento la situazione sopra descritta non presenta variazioni significative. Per quanto riguarda infine la richiesta relativa ai rimborsi di viaggiatori, va tenuto conto che le aziende del TPL hanno assicurato la presenza dei servizi di TPL pur con la riduzione di cui sopra. In termini generali, quindi, si evidenzia che la tematica di competenza e gestione diretta della TPL di un contratto tra vettori e viaggiatori con l'applicazione della normativa europea e nazionale. Chiudo dicendo che la strategia che è stata adottata in generale, quando abbiamo fatto questa serie di video, era quella di mantenere inalterato il trasporto pubblico locale con le corse nelle ore cosiddette di punta, mentre nelle ore cosiddette di morbido veniva ridotto brutalmente. Quindi dalle 7 alle 8:30 si manteneva più o meno tutto, mentre dalle 9 alle 11:30, che era l'ora o dalle 2:30 alle 5, che è l'ora di morbida, hanno ridotto, come hanno ridotto qualche corsa, specialmente su Trieste, nel notturno. Tutte queste riduzioni sono state sufficienti per mantenere il trasporto, quello che si diceva, nelle ore di punta. Questa è stata un po' la strategia che è venuta fuori. Tenendo conto che erano, ripeto, 388, quanto avevo detto, 388 autisti in meno a disposizione, che non mi pare una cifra indifferente. Grazie, prego Sergo. Sì, allora ringrazio l'assessore per le informazioni che ci ha dato. Io, per quanto riguarda le domande che le avevo fatto, assessore, mi ritengo insoddisfatto per due motivi. Il primo, perché ovviamente da tutte queste interlocuzioni si evince che voi con l'azienda non avete ancora neanche discusso di quelli che possono essere eventuali rimborsi, perché io le ricordo giustamente che ci sono persone che prendono gli autobus nelle ore di punta, ma ci sono persone che prendono gli autobus per 1000 altri motivi, anche dalle 9 alle 11, banalmente anche solo per andare a fare la spesa al mercato o per raggiungere i nostri sistemi, cioè le nostre strutture sanitarie. A queste persone che hanno fatto l'abbonamento o mensile o anche più lungo, da qui a non si sa quando, non verrà praticamente garantito il servizio. Un servizio che hanno pagato. Per cui io, come gli avevo già detto un anno fa, quando ovviamente c'erano tutte le problematiche legate al Covid, ai soldi che lo Stato metteva, che in questo caso ovviamente non può mettere, ma proprio perché lo Stato non può mettere, perché la situazione è completamente diversa rispetto a un anno fa, io le avevo chiesto anche quali sono le conseguenze contrattuali della vicenda. Cioè, queste soppressioni che ci sono state del 20% ovviamente anzi, sì, 20%, più o meno mi ha detto 19 qualcosa, soppressioni di corse. Mi auguro che non vengano riconosciute al gestore come chilometri effettuati e che quindi ci sia una riduzione di quelli che sono i soldi che noi ogni anno diamo al gestore per il contratto. Questi ragionamenti io da lei non li ho sentiti fare, per cui mi auguro che ci sia un ragionamento in tal senso, anche perché, assessore, detta tra noi, 300 e passa autisti che ci ha dato la cifra, sono una cifra ragguardevole
se la rapportiamo ai dipendenti regionali, e lei ha a fianco l'assessore Roberti che ovviamente sa quelle che sono le conseguenze dell'entrata in vigore del Covid, dove si è detto che solo 11 persone non si sono recate negli uffici regionali a lavorare per le conseguenze del Green Pass. Quindi basterebbe fare una relazione per capire che qualcosa non ha funzionato in quella società. Tant'è che, a differenza di altri servizi pubblici, come è anche successo per la questione dei porti, che è nota a tutti quanti, non c'è neanche stata minimamente nessun tipo di interlocuzione sindacale per prevedere tamponi gratuiti, per prevedere vaccinazioni a queste 380 persone che magari anche in extremis potrebbero farlo. Nulla di nulla. Allora, io poi chiudo, Presidente, così passeremo ad altro. Le dico solo che ovviamente il servizio pubblico, come in questo caso, può essere interrotto solo per forza di causa, ovviamente se non per forza di causa maggiore o a seguito di eventi non prevedibili. Il decreto è vero che è stato pubblicato l'8 ottobre, ma è del 21 settembre. Si sapeva la data in cui si sarebbe iniziato tutto questo. Credo, a dire che è stato fatto abbastanza poco per prevedere quelli che sono i disagi, soprattutto nelle aree anche, diciamo, periferiche. Stamattina c'è un articolo su tutti i quotidiani locali di quella che è la situazione anche in montagna, dove già di suo il servizio non è minimamente paragonabile a quello della città di Trieste. Quantomeno che si sia fatto poco lo possiamo dire, e che si debba fare un po' di più anche. Grazie.